E io credo che la Sicilia, anche per la responsabilità che porto di Presidente della Regione e del popolo siciliano, come dire, avrà un ruolo fondamentale nell'evolversi delle cose. Lo ha avuto a proposito delle vicende del PDL e lo avrà anche col governo che noi come dire, riorganizzeremo dopo la pausa estiva, nel senso che voglio capire se il governo nazionale vuole fare la sua parte, il suo dovere istituzionale, oppure vuole, cosa che in questi giorni scorsi abbiamo registrato, come dire, continuare ad attaccare e ad aggredire il popolo siciliano e in fondo il popolo meridionale. Lo scempio della Tirrenia, questa scelta rispetto alla quale, ripeto, noi ricorriamo, non c'è nessuna premura ma lo faremo, a cominciare dalla Corte Costituzionale circa un decreto del governo che non ha visto presente il Presidente della Regione. Questo vuol dire mettersi sotto i piedi lo Statuto, che prescrive che il Presidente della Regione sia presente quando si riunisce il Consiglio dei Ministri e tratta questione della Sicilia. Si vede che non c'era nessun siciliano interessato alla vicenda Tirrenia, nella quale noi non avevamo da accampare nessuna pretesa gestionale, come abbiamo detto, e abbiamo una quota che siamo pronti a cedere, come la cediamo, ai lavoratori, ne vogliono una parte, a qualche armatore, anche loro vogliono partecipare, purché si consenta alla Sicilia di riprendersi quello che questa mitica unità d'Italia di cui si festeggia il 150° anniversario, anche in questo ci ha portato. Un misfatto quello delle autostrade, come è avvenuto per i termovalorizzatori, perché non dico che sia la stessa cosa, ma qui c'è un disegno perché qualche furbetto del quartierino, compare di chi muove le cose, si becchi le autostrade siciliane e faccia pagare, come sarebbe stato per i rifiuti nei termovalorizzatori, ai siciliani il pedaggio autostradale, perché poi lo metterebbero anche sulla Catania-Palermo, sulla Palermo-Trapani-Mazara del Vallo, sulla Catania-Siracusa, fino a completare il circuito, tanto da fargli pagare la tassa per i prossimi 30 anni o 50 anni. E questo sarebbe un misfatto che noi non possiamo consentire, che denunzieremo e rispetto al quale sono certo che la magistratura farà giustizia.